Buongiorno, sono Eleonora e vi do nuovamente il benvenuto a Un Sorriso in Più Family. Come sono andate queste periodo di vacanze? Spero bene e soprattutto che abbiate, si dice, fatto tanti di quegli esercizi che vi ho proposto. Spero proprio di sì. E se vi ricordate, l'ultima volta abbiamo fatto degli esercizi di allungamento o stretching e vi ho detto che proseguivamo con degli esercizi sempre di stretching però da sdraiati. Perciò manos alla obra e iniziamo. Allora, ho questo bellissimo divano che è la cosa più comoda per tutti, però potete farlo anche a letto, no? Se il letto non è tanto molle, possiamo farlo anche a letto o su una superficie che sia abbastanza dura e fuori di pericoli. Ecco, secondo me la cosa più pratica e più bella è il divano, dove passiamo tante di quelle ore a dormire. Quando vediamo un film ci addormentiamo. Eccoci, allora ci mettiamo sdraiati, facciamo un bel respiro profondo e iniziamo. Allora, giù le gambe, portiamo la gamba destra e la avviciniamo al petto il più possibile. A me piace tanto fare questi esercizi prendendo la gamba da sotto le ginocchia. Si può fare anche così, però a me piace più così perché non sollecitiamo tanto il ginocchio. Stiamo lì 8 secondi, poi giù, cambio di gamba, avviciniamo il più possibile al petto, stiamo lì 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù, trasciniamo il tallone fino in fondo, poi l'altra, ecco, avviciniamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù, con l'altra gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù. Facciamo sempre 3 volte per ogni gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e adesso con questa così portiamo sull'altra gamba e stiamo in questa posizione, una posizione di riposo, di relax che ci aiuta tanto la schiena e allunghiamo anche un po' la nostra muscolatura. E stiamo qui un momentino. Allora, io vi ho detto 3 ripetizioni per ogni esercizio, però potete fare anche 5, però logicamente per fare il video facciamo solo 3. E riposiamo, portiamo una gamba giù, poi l'altra giù e riposiamo. Benissimo. E stiamo qui un attimino e facciamo un bel respiro profondo. Benissimo. Adesso quest'altro esercizio molto bello e molto importante consiste in piegare le 2 ginocchia, con le nostre mani prendiamo questa parte della gamba in questo modo e allunghiamo bene il più possibile
il ginocchio il più dritto possibile. Sentiamo allungare tutta questa parte qua dietro. Benissimo, e stiamo lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pieghiamo il ginocchio. Andiamo con l'altra gamba, di nuovo con le due mani prendiamo qua dietro, alziamo la gamba, allunghiamo, distendiamo il ginocchio il più possibile e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pieghiamo. Andiamo di nuovo con la destra, allunghiamo il più possibile. Sì, sentite un po' di dolorino qua, vi state chiedendo, ah però mi fa un po' male, sì, ve lo dico io, fa un pochettino male. E adesso, per allungare ancora di più questa parte posteriore, sotto il ginocchio, cerchiamo di portare le dita e tutto il piede verso di noi, in questo modo, così allunghiamo tutta questa parte posteriore. Teniamo qua e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e pieghiamo. Andiamo con la sinistra, in questo modo. Ecco, e le dita giù, e tira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Logicamente possiamo anche aiutarci con un elastico, un asciugamano, una sciarpa, in questo modo. Mettiamo qua, ecco, allunghiamo il più possibile e questo ci aiuta a mantenere la posizione. Poi se eventualmente non riusciamo a tenere il ginocchio disteso in questo modo, cerchiamo però comunque di abbassare un po' tutta la gamba, però far sì che il ginocchio rimanga il più dritto possibile. Ecco, adesso io riesco per fortuna a arrivare fino qua, allora mantengo questa posizione. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pieghiamo e andiamo con l'altra gamba. Ecco, benissimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Questa volta ho fatto 10. Allora, il vero esercizio di allungamento per questa muscolatura posteriore è praticamente portando la gamba che non sta facendo l'esercizio distesa completamente. Il vero e proprio esercizio di allungamento è questo, nello stesso modo che abbiamo fatto precedentemente, però con la gamba contralaterale distesa. Logicamente qua tira molto di più, allunghiamo molto di più ed è un pelino più difficile. Per quello io vi ho proposto di iniziare con tutte e due le ginocchia piegate, no? Ecco, questo sarebbe l'esercizio un po' più impegnativo, un po' più difficile, un po' più, diciamo, puro e vero per allungare qua
la sinistra mi fa più male. Sento che ho bisogno più di esercizi di allungamento con la sinistra rispetto alla destra. Ecco, però, ecco, per iniziare, e comunque dipendendo anche dall'età e della, tra virgolette, le problematiche che abbiamo, sempre è meglio iniziare con le due ginocchia piegate e fare l'esercizio mantenendo la gamba la gamba che non sta facendo l'esercizio piegate. Se riuscite poi la distendete. Mi sono spiegata bene? Spero di sì, e comunque se avete qualche domanda potete scrivere, potete contattarci e sarò molto contenta di poter spiegare nel migliore dei modi. Adesso, per una situazione di spazio, mi sono spostata sul tappetino, però voi potete perfettamente continuare a fare questi esercizi sul vostro letto o sul divano, e che io sono un po' altina e allora questa esigenza mi ha portato a continuare gli esercizi sul tappetino. Allora ci mettiamo sempre così, ginocchia piegate, un bel respiro profondo per iniziare, dentro dal naso, fuori dalla bocca, e portiamo la gamba destra in giù. Ecco, adesso dobbiamo praticamente immaginarci che qualcuno ci stia trazionando questa gamba, allungando, portandola ancora più lontano possibile, perciò la nostra gamba fa un movimento di allungamento come se qualcuno me la stesse prendendo e portandola il più lontano possibile. Sto parlando della gamba destra. Io chiudo gli occhi perché concentrandomi mi è più naturale chiudere gli occhi. Ecco, la gamba si allunga un po' e riposiamo. Benissimo. Adesso cambiamo di gamba, lo facciamo con la sinistra, andiamo in giù e la allontaniamo il più possibile, cerchiamo di farla scivolare e la allontaniamo il più possibile, ancora un po', ancora un po', ancora un po', e riposiamo e torno alla posizione iniziale. Sempre va fatto destra e sinistra, perché comunque ci rimane la percezione di questo allungamento, anche se è stato molto leggero, però è importante farlo dalle due parti, simmetrico, perché è così. Bisogna farlo con le due parti, se no rimaniamo solamente con la sensazione di una gamba un po' più lunga dell'altra e non è giusto. Adesso facciamolo con le braccia nello stesso modo, portiamo questo braccio in alto e cerchiamo di immaginare e di fare simultaneamente con la nostra immaginazione il movimento di allontanarlo il più possibile, come se qualcuno mi stesse tirando questo braccio e allontanandolo. Ecco, stiamo lì. Ecco, e riposiamo. Allora, lo rimettiamo nella posizione iniziale e poi con l'altro braccio. Ecco, lo allontaniamo il più possibile. Il più possibile. Allontaniamo. Ecco, e torniamo alla posizione iniziale. Ecco, adesso facciamo gamba sinistra e braccio destro in questo modo e facciamo lo stesso. La gamba va il più in giù possibile e il braccio il più in su possibile, come se qualcuno ci stesse proprio allungando. Braccio destro e gamba sinistra. Ecco,
Stiamo lì un momentino e poi torniamo alla posizione iniziale. E adesso con gli altri arti, gamba destra e braccio sinistro. Entrambi li allontaniamo del corpo il più possibile, la gamba destra verso giù, 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 giù e il braccio sinistro il più possibile lontano, come se dovessimo andare a prendere qualcosa che è lontanino. Ecco, stiamo lì ancora un po' e riposiamo. Benissimo. Adesso facciamo gamba destra e braccio destro dello stesso lato, tutte e due gli arti. E praticamente facciamo lo stesso. Ci allunghiamo, perciò tutta la nostra parte destra del corpo cerchiamo di allungarlo il più possibile. Dobbiamo immaginarci che qualcuno mi sta tirando il braccio e la gamba. Ecco, che bello questa sensazione. Stiamo lì un po' e torniamo alla posizione iniziale e poi lo facciamo con la sinistra. Vi ricordo che quello che si fa con un emisfero, con una parte del corpo, si fa con l'altro. Con un emicorpo si fa con l'altro. Allora, adesso sinistra con sinistra. Ecco, stiamo lì ancora un po'. E riposiamo. Benissimo. Adesso facciamo gamba destra e braccio destro dello stesso lato, tutte e due gli arti. E praticamente facciamo lo stesso. Ci allunghiamo, perciò tutta la nostra parte destra del corpo cerchiamo di allungarlo il più possibile. Dobbiamo immaginarci che qualcuno mi sta tirando il braccio e la gamba. Ecco, che bello questa sensazione. Stiamo lì un po' e torniamo alla posizione iniziale e poi lo facciamo con la sinistra. Vi ricordo che quello che si fa con un emisfero, con una parte del corpo, si fa con l'altro. Con un emicorpo si fa con l'altro. Allora, adesso sinistra con sinistra, allunghiamo il più possibile. Ecco, la gamba va in giù il più possibile e il braccio il più su possibile. E stiamo lì un momentino e torniamo alla posizione iniziale. Benissimo, facciamo un bel respiro profondo, dentro tanta aria dal naso, poi fuori dalla bocca soffiando. Io mi sono rilassata, che veramente mi viene voglia di fare un altro ciclo di questi ultimi esercizi che vi ho proposto qui sul tappetino. Però per oggi finiamo qua. Se avete voglia, tempo e soprattutto vi è piaciuto tantissimo come a me, potete fare un altro ciclo di questi esercizi. E mi raccomando, guardate anche il video precedente dove abbiamo iniziato a fare gli esercizi di stretching da seduti, perciò così riuscite a fare tutto il ciclo completo di tutti gli esercizi che vi ho proposto per lo stretching. Ricordatevi che lo stretching va fatto, non è solo per gli atleti o per le persone giovani o per i ragazzi che stanno facendo uno sport. Il stretching va fatto sempre, è importantissimo per preparare la nostra muscolatura, le nostre articolazioni ai movimenti della vita quotidiana.
mi raccomando, vogliamoci bene e con questo vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto alla prossima. Un bacio a tutti e un buon anno. Ciao!